Si terrà in settimana la nuova cabina di regia per decidere sulle possibili riaperture chieste a gran voce da una parte politica, il centrodestra, a fronte degli aperturisti, ma è chiaro che saranno i dati del contagio, la situazione epidemiologica e la somministrazione dei vaccini a dettare la linea. Solo se si registrerà un trend positivo, l'apertura di alcune attività potrebbe essere anticipata. Il ministro Speranza, ospite ieri sera ad una trasmissione RAI, ha infatti dichiarato: possiamo provare ora con molta accortezza e con molta cautela a capire come gestiamo una fase in cui le misure producono gli effetti e la vaccinazione sale. All'incrocio fra questi due elementi possiamo programmare la situazione complessiva. Fa l'esempio della Sardegna, passata da una settimana all'altra da zona bianca a zona rossa. La variante inglese è molto veloce. Poi elenca in dettaglio il numero di vaccinati nel nostro paese. Sono circa 9 milioni di italiani quelli con una dose, il 15% del totale, secondo i dati elaborati dal sito ufficiale del governo, pari a circa il 15% della popolazione che deve essere ancora vaccinata, esclusi gli under 16. Le persone vaccinate con 2 dosi sono circa 4 milioni, circa il 6,5% del totale. E l'Ordine dei Medici, a proposito del rifiuto del vaccino anglo-svedese AstraZeneca, di una percentuale molto alta, ha affermato: bisogna avere fiducia nella scienza ed affidarsi ai medici per la scelta del vaccino. È l'appello di Filippo Anelli, presidente della federazione. Nel caso di AstraZeneca spiega la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata ad un orientamento di grande prudenza. Il vaccino è l'unica vera via per uscire dall'emergenza. Grazie alla vaccinazione di tutti i medici, riferisce Anelli, la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%. Ogni mese registravamo tra i 40 e i 60 decessi, a marzo ne sono stati solamente 10, nei 10 giorni di aprile solamente 1. E poi sulla scuola il ministro Speranza afferma: difendo la riapertura della scuola, oggi sono 13 milioni di somministrazioni di vaccino fatte e da 3 settimane la curva vede un primo segno di piegatura. Il governo ha fatto una scelta che difendo con forza. Grazie alle misure adottate nel mese di marzo e in queste 2 settimane abbiamo accumulato un piccolo tesoretto. Abbiamo deciso, a 2 mesi dalla fine dell'anno scolastico, di investirlo sulla scuola come architrave della società italiana che ha pagato un prezzo molto alto.